ospite Valentina Basile, che si presenta a questa bella fiera con Il volo del falco, edizioni Il Papavero. Leggo qui intanto che è una laureata in lettere moderne e che parla del Medioevo. Sì. Perché il Medioevo? Questo fascino del Medioevo che colpisce tanta gente. Lei da cosa viene colpita? Al fatto che è vero quello che si dice del Medioevo, cioè che se non ci fosse stata questa epoca storica, ingiustamente definita quella dei secoli bui, il nostro tempo, la nostra concezione di storia e tutto quello che ci circonda, basta vedere che siamo in un castello di origine medievale, non esisterebbe. Noi siamo qui, siamo quello che siamo, i nostri stati sono quello che siamo, grazie al Medioevo. Cosa trova più affascinante del Medioevo? La sua fantasia, da cosa è stata colpita? Al punto di ambientare un libro. Che è nato è bello, mi viene da dire, la risposta immediata. Mentre pensavo alla risposta a darle mi sono venuti in mente i palazzi che ho dovuto studiare per fare la storia dell'arte all'università, storia dell'arte medievale. Ho pensato ai mosaici che si trovano nel Palazzo dei Normanni in Sicilia, alla Cappella Palatina che si trova a Palermo, e mi sono venute in mente quelle tessere di coperte d'oro che ricoprivano quelle che erano le camere da letto, le stanze private e anche i saloni di rappresentanza di questi sovrani che volevano accogliere e colpire i loro ospiti, perché intendiamoci, per dei motivi che questi sì io ancora ignoro, il nostro sud, il nostro mezzogiorno era sempre considerato un premio vituperato inesistente. Però, come mi ha fatto giustamente notare un professore, ma secondo te, secondo voi, perché lui parlava a tutti i ragazzi, coloro che seguono i corsi, se qui veramente non ci fosse stato nulla, come dicevano, fosse stato povero e misero, come dicevano le grandi potenze europee, non ultimo mi vuoi dirlo, anche sempre i tedeschi, che poi hanno fatto letteralmente le guerre. Wow. Come mai invece ci sono state tutte queste alternanze, stranieri, spagnoli, francesi, se proprio vogliamo dire, in realtà un secolo ricco, no? Un periodo storico ricco, non buio come lo si vuole fare apparire. Assolutamente, pieno di scienza, pieno di arte, uomini che viaggiavano, si spostavano per fede, per scienza, per curiosità, c'era voglia di cambiamento. Una volta capito, appena arrivato il famoso 1000, che non si è venuto alla fine del mondo, anzi, aveva una voglia incredibile di conoscere anche cosa ci circondava, anche tante cose da dire. Questo libro di cosa parla? È un romanzo, immagino? No, è un testo teatrale. È un testo teatrale? Sì, io l'ho concepito così ed è curioso effettivamente, perché io avevo letto pochissimo di teatro, ho scritto questo testo dopo aver letto semplicemente e per pura curiosità Natale Casalbello di Edoardo De Filippo e Il Masaniello di Schiller. Sì. Eppure mi ha colpito molto per un semplice fatto: nei testi teatrali, nelle sceneggiature, tutti i personaggi parlano con la stessa importanza, anche un servo, una contesca, nel momento in cui entra in scena parla, si espone, si esprime. E ho pensato a questi personaggi che ruotavano intorno a questo uomo importantissimo che ha fatto la storia d'Italia e la storia d'Europa, e ho detto diamo loro la possibilità di esprimersi, e voglio dare anche a me stessa la possibilità di esprimermi, passando da uno servo, uno schiavo, all'imperatore. Quindi tutti questi personaggi. Sì, anche darci un accenno della trama, ma senza ovviamente dirci niente di che possa svelare il finale. La storia ovviamente ce n'è una principale e una secondaria. La principale ovviamente è intorno a Federico II di Svevia, che nel 1221, a soli 27 anni, deve barcamenarsi tra diverse questioni interne ed esterne al suo regno, le ribellioni interne da parte dei baroni meridionali, a cui lui aveva giustamente e legalmente messo in discussione le loro ricchezze, le loro vite terriere, per vedere se effettivamente spettavano loro oppure se ne avessero approfittato durante la sua minore età, e contemporaneamente
anche problemi che venivano ovviamente da un altro potente signore come poteva essere il Papa, che all'epoca era un sovrano in tutto e per tutto, un vero e proprio re. E lui è combattuto perché aveva promesso ai tempi della sua incoronazione a Magonza che avrebbe combattuto una crociata, fatto una crociata. Ogni sovrano cristiano all'epoca, anche per accontentare il popolo, soddisfare il popolo, prometteva una crociata. Era come se promettesse una grande opera di redenzione all'epoca, una propria che confermasse il potere dei cristiani. Però Federico ha dei grandi dubbi, anche interiori, perché lui, tra le 6 lingue che parlava, c'era anche arabo, e ovviamente essendo cresciuto a Palermo, aveva visto un lato bello e meraviglioso della cultura araba. La sua corte era piena di uomini di cultura araba, astrologi, scienziati, per cui ovviamente è dibattuto: perché devo andare a Gerusalemme e fare quello che mi chiedono i papi, da Innocenzo III, Leo III, Gregorio IX, Innocenzo IV, 4 papi? Perché devo fare quello che mi chiedono loro? Questa strage degli infedeli, che per me non sono dei nemici, ma che io ho promesso di combattere. E viene a sapere, per puro caso, che in Puglia, dove lui si trova in quel momento, è sbarcata una nave da cui è sceso un altro illustre personaggio suo contemporaneo, Francesco, un poverello d'Assisi, che già all'epoca era famosissimo. E mentre a corte gli consigliano: uccidilo, perché ti attacca, ti accusa di essere un ladro, ti accusa di essere un lussurioso, tu hai già molti nemici, quest'uomo ha molta presa nel popolo, fai in modo di fermarlo in qualche modo, per te è facile, basta pagare qualcuno, gli dicono. Lui appunto, dite bene, sono attaccato da tutti, ma quest'uomo, almeno sincero, ha il coraggio di dire quello che pensa di me senza nascondersi, e poi è un uomo di fede ed è un uomo che segue il mio stesso ideale, niente spargimenti di sangue. Chi meglio di lui mi può dare un consiglio? Allora, se non diciamo che no, si maschera e decide di incontrarlo, correndo un grosso rischio. Qua subentra la parte secondaria, perché ci sono i suoi amici che tramano. Non diciamo più nulla perché la trama si svela molto interessante e incuriosisce, e noi lasciamo ai lettori con la curiosità. Magari leggiamo giusto qualcosina per rimanere ancora di più. Che so, giusto l'inizio? Sì. Voce un po' alta che non sta teoricamente costante. Questo è l'inizio della storia, perché la storia è vero che si svolge in Puglia, ma ha inizio nella nemica storica di Federico II, ossia Milano. Milano, casa di Guglielmo, sala da pranzo, comune in fondo a destra, finestra a sinistra. Al centro, davanti al camino dove scoppietta il fuoco, un tavolo con sopra 3 candelieri, accesi e decorati in smalto, una caraffa di vino rosso e un calice in cristallo riempito a metà. In fondo a sinistra, una cassapanca decorata di inserti floreali con sopra piena di cuscini. Tra il camino e la porta comune vi sono robusti ceppi da albero. A ridosso della parete di destra, una credenza alla cornice a foglie, su cui sono riposti piatti cialdi a colorata. È notte fonda. Il capo di Wilfrid siede accanto alla finestra, su una poltroncina di vestito in pelle. È un giovane di 18 anni, dalla triste e malinconica. Indossa un'elegante casacca rossa, una semplice cintura, un paio di pantaloni neri e stivali a coscia. Suona una piccola arpa, guardando fuori attraverso i vetri. Appare veramente molto interessante e soprattutto carico di lavoro, grosso lavoro e grossa ricerca, sì. Una grossa passione per la storia, in particolare per questo periodo così funzionante, così incantato come è il Medioevo. Scusate, chiudo la porta. E quindi vorrei ricordarvi Il volo del falco di Valentina Basile, edizioni in Papavero. Sì. Grazie a Valentina Basile, che è molto giovane, quindi è sicuramente carica di entusiasmo. Io posso darti del tu? Assolutamente. Ti auguro